Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Shanghai, terza tappa del mondiale e Fioi, qua con 10° posto in qualifica positivo, voglio fare una grande gara e portare a casa un bel piazzamento. Andiamo ragazzi. Vai raga. Ok, si parte, si parte, si parte. Adesso la prima curva come sappiamo è pericolosissima. Prendiamola all'esterno più che possiamo. Mamma mia. Mamma mia. C'è andata di lusso raga. 9th place. Ho recuperato una posizione. Ok. Ottima partenza, perfetta. Abbiamo Devon da superare. Buona partenza, ottimo lavoro. Grazie Bomber. Adesso però non devo superarli subito questi, porca miseria. Se abbiamo Leclerc che ci rompe i maroni. E Leclerc. Mamma mia. Ce la riprendiamo. Ce la siamo ripresa. Però c'è ancora Leclerc. Qua la provo troppo esterna. Provo a buttarmi all'interno e me la riprendo ancora. Mamma mia, subito lotta con Charles Leclerc, ma non riesco. Adesso sei nella top 10. Non riesco a prendere gli altri. Ci vorrà tempo per tornare, per far tornare la McLaren ai fasti, Ho paura. Dai Fioi, dai. È che è impossibile scrollarsi Charles per quanto la Ferrari non stia andando bene, con Leclerc. Anche in Bahrain è partito malissimo, 11° o 10° se non ricordo. Dopo con l'IRS sarà dura. Già adesso Leclerc mi ha proprio una sverniciata. E ci ripigliamo la position. Non mi interessa Leclerc, stai dietro. Devo riuscire a superare Devon per scrollarmi Leclerc, ma non ce la fa. Yellow flag intanto, yellow flag. Problemi per Butler. Problemi per Devon. Mi godo. Butler fuori, purtroppo. Bandiera verde. Non arriva la safety car. Peccato. Ma problemi per Devon Butler, fuori dai giochi. Fuori dai giochi Devon, abbiamo guadagnato molto su Leclerc, questa è una bella notizia. Devo dare un po' miscela magra ragazzi perché ho leggeri problemi con il carburante. La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Ok. Mamma mia ragazzi, sto consumando tutto in sta gara.
Adesso abbasso un po' la benzina e poi ritorno almeno a miscela standard, però l'ho vista veramente schizzare via troppo. Per il prossimo giro vado ai box, non questo, il prossimo. Però dai, non stiamo girando male, per fortuna, non stiamo girando male, e questo è importante. Le racing point sono competitive, cazzo, sono sempre davanti a me. Devo stare a miscela magra, non capisco il perché. Sto consumando veramente tanto. Ritiro per Magnussen, ma non entra la safety car chiaramente. Boh. Vai, Sono vai il primo a ora. rientrare praticamente. Vai, adesso dobbiamo tirare sti Ok, giri. evita la linea No, bianca. Leclerc Uscita è dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Due ritiri, ma la safety car non vuole uscire, adesso che mi servirebbe. No, in realtà adesso neanche tanto. Certo che dopo devo stare tantissimo a miscela magra, non è stata una grande idea mettere questa benzina a Shanghai purtroppo. Dai. Perdo subito molta benza. Adesso cerco di fare sti giri a bomba, ci provo quantomeno, e dopo andiamo di miscela magrotta. Ma che dura raga, che dura sto inizio di mondiale, mi aspettavo quinti posti almeno in tutte le gare e invece non è così. Il bello è che nessuno rientra praticamente. Oh. Qua andiamo lunghi. Crisi cumendiana. Nessuno va ai box. Io sto usurando, cioè sto consumando il carburante veramente in maniera devastante. Dopo miscela magra, se no non arriviamo a fine gara. Qua devo recuperare tanto adesso che c'è la sosta. Stiamo tirando anche bene. Non ha problemi Leclerc ragazzi, perché stiamo recuperando su Charles. Però la sosta l'ha fatta. La sosta l'ha fatta perché è 17esimo. Però sto girando molto lentamente Charles. Forse ha problemi. Si è ritirato Kubica. Ok, via libera. E non so chi, sinceramente. Forse Leclerc che aveva dei problemi? Mamma mia. Gara eliminazione. Però, nonostante i 1000 incidenti, mamma mia. La safety car non esce, incredibile. Ok, la macchina mia non è danneggiata, questo è l'importante.
Non ho visto l'altro ritiro sinceramente. Ok, la macchina a posto, le gomme un po' meno, ma... Ok. Bisogna portare a casa il sorpasso, però purtroppo non posso usare miscele diverse perché sennò rischio di non finire la gara, purtroppo. Ok, internazzo perfetto. Arriva la 12ª piazza. Ok, però siamo sempre distantissimi dalla zona point, cioè, boh. Veramente inspiegabile sta gara. Ok ragazzi, usciamo dai box. Fai attenzione Ne alle abbiamo gomme, recuperato adesso devi qualcosa. finire la gara con il treno Perché attuale. siamo 11esimi ma vicinissimi a questi tre. Quindi, grande come. Però guarda. E hanno le hard. Quindi, il ritmo cumendiano si è visto. Cioè, devo togliermi dei coglioni il prima possibile, però. Tutte gare difficili, però in salita, madonna. Ma è una gara tranquilla, tanti ritiri oggi. Per fortuna che almeno quello ha creato un po' di pazzia. Però mancano le virtual e le safety, pochissime. Tanto arriva il passo su Stroll. Sono prendere Norris, Chuck Norris. Sto prendendo ancora tanta benzina, poi negli ultimi giri devo veramente fare musina, così si dice, così si può dire. Dai. Guarda no, dai raga, se me lo devo fare Ricciardo. Ricciardo mi dà l'esterno, ma io me lo ciuccio. Vado un po' lungo, vado lunghissimo. Per fortuna teniamo la posizione, mamma mia. Sono andato per campi. Ma è andata bene, solo tenere ancora questa... Madonna, non ho più... Guadagni un secondo a giro sul Sì, ma pilota non ho che ci segue. più... Vara Ricciardo, non ci credo. Abbiamo rischiata. Non ci dà contatto il direttore di gara per fortuna, ma mamma mia. Adesso devo fare così. Devo recuperare il carburante assolutamente, ho 10 giri per farlo. Solo che sono ancora vicini Ricciardo e... non siamo in una bella situazione, purtroppo. Però possiamo gestire al meglio, dai. Giro. Vai raga, inizia l'ultimo giro del fastest. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,9 secondi. Anche quest'ultimo giro, a vedere se riesco a migliorarlo, che un punto in più mi servirebbe, come la scorsa gara. Pazzesco, veramente. Gare abbastanza fotocopie per il momento, non capisco. Non riesco. Siamo già dietro, abbiamo le gomme molto più consumate purtroppo. Speriamo che nessuno possa fare il giro proprio l'ultimo, il giro record nell'ultimo passaggio, come in Bahrain. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Vincitore Gigi. Vince Gigi Hamilton, strano. Il campione del mondo Gigi. E noi siamo qua.
Ottimo, ottavo posto, dai. Se arriva anche il giro record, meglio. Speriamo. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Va bene. I piloti Toto. si avvicinano al podio dopo una gara Bravo, che definirei fenomenale. Ancora una volta la vittoria aspetta le Frecce d'Argento. vincono Un sempre successo. Guardiamo insieme la classifica piloti Giro aggiornata. record per me Max e godo. Verstappen stacca ancora di più gli avversari in classifica dopo una grande prestazione. Sempre Oggi decimo non sono posto per il mancate le momento, pian dimostrazioni pianino. di talento, Verstappen Luca. sempre al Ma chi comando. è stato il pilota del giorno McLaren secondo te? quinta. E Lando Norris, nessun altro meglio di lui. Preciso. Un altro meglio di lui. Non riusciamo a fare l'acuto. Prestazione stupefacente. Di sicuro sarà una gran soddisfazione. Sciamola. Oggi Devon non è riuscito a portare a termine la gara. Come pensi reagirà? Ok. Oggi c'è stato qualche piccolo scontro. Di chi è la colpa, secondo te? No, vaffanculo. Ottimo, ed è tutto. Vaffanculo, Charles. Ok raga, un saluto dal comandone veneziano, è stata veramente una bella prestazione, alla fine con il giro record ho portato a casa un punticino in più, che non è male, però siamo ancora lontani dalle grandi prestazioni dell'anno scorso, della metà e a fine anno scorso, bisogna avere un po' di pazienza. Risultato eccellente oggi. Piazzamenti del genere ci fanno comodo. Ok per il raga, un ritmo saluto dal dello comandone spettacolo. veneziano. Verso la prossima